Commozione a Castelfranco per i funerali della 18enne morta la notte di Halloween. A Musile l'abbraccio tra il padre della ragazza e Franco Antonello, il parroco. Troppi giudizi in questi giorni, è l'ora del silenzio. Una città intera è stretta attorno alle due famiglie, le amiche di Giulia. Non ti dimenticheremo. Intanto in ospedale le condizioni di Alberto Antonello migliorano, il ragazzo sta per lasciare la rianimazione. Anche un'azienda trevigiana tra le 19 coinvolte nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Venezia sui subappalti illeciti a Fincantieri, operai sfruttati e ricattati. A Zenson di Piave il restauro della facciata di un palazzo fa riemergere effigi di Benito Mussolini. I proprietari non le togliamo, sono immagini storiche. Il caso finisce in Parlamento con un'interrogazione del PD. Bollettino ormai quotidiano quello dei furti in casa nella Marca, nuovo raid a San Biagio di Callalta, Treviso, Preganziole. Le vittime ci sentiamo come carcerati nelle nostre abitazioni. Paura a Mogliano dove un'auto per un'errata manovra è scivolata nel fiume. 0 a bordo, c'erano 2 persone che sono riuscite a divincolarsi, slacciarsi le cinture e salvarsi. Consegnati questa mattina i lavori di manutenzione straordinaria del muro di cinta dello stadio Tenni eseguiti dagli studenti della scuola edile di Treviso. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Lo avete dunque sentito ora dai titoli. Castelfranco ha trattenuto il respiro per l'ultimo addio a Giulia Zandarin, la 19enne morta nella notte di Halloween a Musile di Piave nell'auto guidata dal fidanzato Alberto Antonello. In centinaia hanno voluto salutarla. È il momento di abbracciarci in silenzio, ha detto il parroco. È un abbraccio lungo e lacerante a segnare l'ultimo addio a Giulia Zandarin. È l'abbraccio tra due padri, Alessandro, papà di Giulia, e Franco Antonello, papà di Alberto, il fidanzato di Giulia, che venerdì notte era alla guida della Mercedes della morte, uscita di strada a Musile di Piave. Sullo sguardo di uno c'è l'assenza incolmabile dell'unica figlia, sul viso dell'altro la costernazione per un figlio che subito dopo essere uscito dal coma farmacologico si è reso conto di quello che è successo e che ora si trova indagato per omicidio stradale. Alessandro e Franco sono amici di una vita e lo sono rimasti anche nel giorno più triste. Affranta la madre di Giulia, Renata, rannicchiata vicino alla bara bianca, sorretta dai familiari del Brasile e dalla comunità evangelica. E sulla potenza di un silenzioso abbraccio si è soffermato Don Franco, il parroco di San Floriano, dove Giulia per qualche tempo ha vissuto proprio con la mamma. Io penso che in questo momento le parole più belle sono quelle di un abbraccio, di un silenzio che abbraccia. Abbiamo bisogno di essere abbracciati in questo momento, perché non capiamo. Una tragedia incomprensibile, attorno alla quale, soprattutto attraverso i social, si sono spese troppe parole. Ci sono quelle persone che sanno tutto. Mi sembra anche in questi giorni un grande marasma. Che sanno tutto, che devono definire tutto, che hanno le risposte per tutto. Non è importante che risposte siano, se sono risposte che ledono la dignità, la sensibilità, non ha importanza. È importanza farsi vedere, è importanza dire che anch'io ci sono, è importanza dire che anch'io ho il diritto di dire. E forse prima di dire non si pensa. E forse prima di dire non si ama. Ciò che cambia il mondo non sono le cose. Ciò che cambia il mondo è un abbraccio d'amore. La stella polare tu, la stella sicura tu. Ed erano davvero tanti i giovani che fin dalle prime ore del mattino hanno voluto abbracciare il feretro di Giulia. Il ricordo delle amiche ha commosso il Duomo. Fare sempre parte di noi. Grazie di averci lasciato il ricordo fantastico di te e di quelle serate passate a ridere e scherzare. Oggi ci stringiamo tutti attorno a te, attorno alla persona che ci ha fatto crescere, che se non fosse stato per lei determinate scelte non avremmo mai avuto il coraggio di farle. Ci stringiamo attorno alla persona che non aveva paura di nulla, che amava la vita, anche se poi si sente ingiusta con lei.
Poche parole ma che arrivano dritte al cuore, sono quelle pronunciate dalle amiche di una vita, quelle delle piccole e grandi confidenze, quelle della condivisione. Vittoria, Gloria, Elisa, Elena, ognuna ha portato un suo frammento. I nostri aperitivi che duravano ore e te ogni volta mangiavi anche la mia oliva. Le nostre ricreazioni a scuola e il tuo fischio per poi trovarci in bagno. Le litigate mai acute perché scoppiavamo in una risata. Il rumore dei tuoi tacchi per casa mia. La tua fragilità nascosta. La tua voglia di conoscere il mondo, il tuo sogno, andato in frantumi. Ti saluto, scricciolo, piccolo angelo, tua Elena. Sequenze di una vita breve, fotogrammi di allegria e vitalità. Giulia, ricordano tutte, era una persona luminosa. Come illumini me, illumini anche tutte le persone che ti stanno pensando e che ti sono state accanto. Le illumini con la stessa intensità con la quale brillavano i tuoi occhi e quel tuo sorriso sgargiante che ti svoltava la giornata. Una luce che adesso si è spenta ma che resta nella mente e nel cuore. Tanti messaggi di condoglianze alla famiglia. Anche il sindaco Stefano Marcon ha voluto esserci e dire che la comunità di Castelfranco c'è, che piange Giulia e spera in una pronta guarigione per Alberto. E le condizioni di Alberto sono in veloce miglioramento, imminente il trasferimento in chirurgia a Castelfranco. Alberto Antonello direi che è in discrete condizioni fisiche e noi prevediamo nell'arco della giornata di trasferirlo in reparto chirurgico. La conferma arriva direttamente dal primario di rianimazione del San Giacomo di Castelfranco. Alberto è fuori pericolo, ha mangiato e riposato. Gli ultimi esami hanno scongiurato complicazioni, certo per il pieno recupero servirà tempo. Chiaramente deve consolidare una serie di fratture e dobbiamo tenere sotto controllo la situazione addominale perché aveva una contusione a livello epatico e peraltro è tutto stabile, tutto sotto controllo, sono già passati diversi giorni, quindi le probabilità che ci sia un'evoluzione su quel versante lì ogni giorno che passa si riducono progressivamente. Ad assisterlo i familiari, a partire da Papa Franco, che fuori dal Duomo ha solo rassicurato sul fatto che il figlio sta migliorando. Oggi stiamo malissimo, ci ha detto, siamo qui tutti per Giulia. E proprio il pensiero di Giulia sta accompagnando Alberto in queste ore. Quando è arrivato era un po' più agitato, insomma qualcosa abbiamo fatto noi per tranquillizzarlo, quello che lui è dentro di lui dal punto di vista psicologico sicuramente è un qualcosa di importante, di pesante, ma insomma il tempo lo aiuterà. Voltiamo pagina, subappalti illecita, Fincantieri, anche un'azienda trevigiana tra le 19 coinvolte nella maxi operazione della Guardia di Finanza. Di sfruttamento dei lavoratori e corruzione tra privati. Fincantieri nel mirino delle fiamme gialle. È di un arresto, 34 indagati e 80 perquisizioni, l'esito di un'operazione della Guardia di Finanza di Venezia coordinata dalla Procura Lagunare che ha portato alla scoperta di 19 aziende del settore cantieristico navale, subaffidatarie di lavori per conto di Fincantieri SPA. Coinvolti 12 dirigenti e funzionari della stessa società. La busta paga rilasciata a questi dipendenti era formalmente regolare e rispondente alle condizioni del contratto collettivo nazionale. Di fatto gli importi erogati erano molto più bassi, sono stati riscontrati dei casi anche di pagamento di 4 euro l'ora e le buste paga venivano in qualche maniera falsificate inserendo un numero di ore inferiore a quello realmente svolte oppure indicando dei costi in realtà non esistenti. Se i dipendenti non intendevano accettare, venivano in qualche maniera minacciati di perdere il lavoro ovvero di non rinnovare i documenti necessari per il permesso di soggiorno. Ora che cosa ne sarà di questi dipendenti? Questi dipendenti sono tuttora in regola, molti hanno anche collaborato alle indagini. Una delle imprese coinvolte si trova nel Trevigiano, l'altra nel Vicentino. Tra i dirigenti uno risiede nel Padovano, l'altro nel Veronese, il resto nel Veneziano. Le perquisizioni sono state eseguite in Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Campania, Puglia e Sicilia. Anche per accertare alcuni casi di dazioni di denaro e altre utilità che queste imprese avevano erogato a alcuni dirigenti di Fincantieri per ottenere dilazioni di tempo per il completamento di questi lavori e per essere iscritti nell'albo dei fornitori di Fincantieri.
Agli arresti domiciliari un bengalese, eseguito anche un sequestro preventivo di oltre 200.000 euro per sfruttamento della manodopera. Immediata la replica di Fincantieri, che in una nota rivendica la propria estraneità ai fatti. Il gruppo, si legge, sta assicurando piena collaborazione agli inquirenti e auspica che verrà dimostrata la completa estraneità dei propri dipendenti. Laddove le accuse venissero confermate, si legge ancora, la società ha annunciato che adotterà immediati provvedimenti nei confronti dei responsabili di condotte illecite, lesive dell'immagine della società. Finisce in un'interrogazione parlamentare della deputata del PD Chiara Braga la vicenda delle effigi di Benito Mussolini riapparse sulla facciata di un palazzo privato di Zenzon di Piave, da poco restaurato. La deputata chiede l'intervento del Ministro dell'Interno per valutare l'operato dell'amministrazione comunale in merito. I proprietari intanto dell'edificio sono chiari, le immagini non si tolgono. I palazzi vanno restaurati e tenuti su perché questa è la storia dell'Italia. Che sia parte della storia d'Italia non c'è dubbio, meno scontato vederlo campeggiare su una piazza nel 2019. Dal recente restauro di un palazzo storico a Zenzon, a 2 passi dal municipio, spuntano 2 vistose effigi del duce Benito Mussolini. La foto, complici le notizie nazionali sui cogli razzisti contro Balotelli, l'anniversario della marcia su Roma e la controversa commissione Segre, rimbalza e rotola fino a diventare ingombrante nel piccolo paese in riva al Piave. A me non interessa niente della gente perché nessuno ci dà i soldi per restaurare, per pulire, per sistemare e perché sia decoroso in piazza, perché noi vogliamo che la nostra casa sia decorosa e pulita. Il volto stilizzato, impresso sull'intonaco del palazzo, risale al periodo del Ventennio, quando motti e immagini inneggianti al duce erano comuni. La storia poi ha sancito la fine del fascismo e lo scorrere del tempo ha cancellato quei segni sui muri, ma un primo restauro, 20 anni fa, li ha riportati alla luce, lasciandoli appena percettibili in basso contrasto, al punto da passare quasi inosservati. No, io non è che mai vista ai 40 anni che sono qua, è la prima volta che ne sento parlare qui in farmacia. Una cosa che abbiamo visto io è da quando sono nata. L'ultimo restauro, qualche mese fa, ha invece reso più evidente l'effigie del duce, come si può notare dal confronto delle immagini di oggi con quelle dell'estate scorsa, fatte nei giorni della tromba d'aria che sconvolse Zenzon, dove non si nota nulla. Scrupoloso rispetto della storia o velata nostalgia del fascismo? I proprietari non hanno dubbi. Ma il fascismo per me non esiste più. Chiaro anche il sindaco Daniele Dalanese. Il restauro rispetta il regolamento comunale e trattandosi di un edificio privato il comune non può fare niente. Tra i paesani la questione non desta grande interesse. Se loro hanno deciso non so io. È una bolla di sapone. È indifferente per me, quindi quello che c'è stato è stato. E torna sull'argomento in una nota del pomeriggio anche il sindaco Daniele Dalanese, che ribadisce che l'amministrazione comunale non ha nessun titolo nell'autorizzare o negare interventi simili al privato che poi li esegue. Il comune, attraverso l'operato dell'ufficio tecnico, vigila attraverso la corretta applicazione dei propri regolamenti di tipo edilizio e urbanistico. Le cose naturalmente sarebbero ben diverse se si trattasse di edifici di proprietà pubblica. Certo è d'obbligo rispettare le sensibilità di tutti, io in prima persona a nome di tutta l'amministrazione che rappresento rinnego qualsiasi forma di apologia. Detto questo, continua, sono più che certo che la famiglia non ha alcun secondo fine, se poi limitata ad eseguire un recupero storico dell'edificio, storia che può piacere o non piacere, può essere condivisa o meno, può essere criticata e fatta oggetto di osservazioni che vanno tutte accettate e rispettate, ma rimane pur sempre storia d'Italia. E continuiamo con la cronaca perché continua incessante la raffica di furti nella Marca. Ladri senza scrupoli fanno irruzione nelle case anche se all'interno ci sono i proprietari, tramortiscono gli animali così da non essere disturbati, poi senza esitazione mettono a segno il colpo. Continuano senza sosta le sere, le notti, furti nelle abitazioni, prese d'assalto intere zone in tutta la Marca. In zona Aghirada i malviventi sono entrati in un appartamento di una palazzina, si sono arrampicati fino ad un terrazzo, poi hanno forzato una finestra. Ma i furti, anche solo tentati o messi a segno, sono numerosi, da San Trovaso a San Lazzaro, Preganziol, San Biagio. Più bande che hanno seminato il panico fra la gente. A Fagarè, tra i colpi, tutte abitazioni vicine in via Foscarine. In questa casa hanno tentato di entrare, nonostante l'allarme e la presenza della famiglia. Proprio stavamo guardando l'Antena 3 che parlavate del furto della signora qua fuori di 94 anni. E così ho detto, aspetta che accendo l'allarme.
Dopo 5 minuti abbiamo sentito un rumore e suonato l'allarme. E abbiamo acceso i fari fuori, ovvio, e sono scappati dalla recinzione. Hanno agito in due, ha spiegato ai nostri microfoni. Uno è andato verso il retro, l'altro dalla parte principale e, nonostante avesse visto i proprietari in cucina, ha tentato di forzare una finestra. Hanno tentato lo stesso, nonostante l'allarme e che eri in casa. Quindi scrupoli non ne hanno. Allora io mi chiedo, quando è che anche noi non ne abbiamo scrupoli? Cosa dobbiamo fare per proteggerci? Quindi adesso bisogna rinforzare gli impianti di allarme, rinforzare le sbarre, ormai carcere. E anche sulle finestre interno? Certo, carcere. Sei prigioniero a casa tua. Intanto sul fronte sicurezza, SILP CGIL tuona. In 8 anni 54 unità in meno alla questura di Treviso. Se è vero che la provincia di Treviso si colloca nella parte medio-bassa della classifica nazionale per numero di reati denunciati, grazie all'impareggiabile impegno messo in campo sul territorio dalle forze dell'ordine, è altrettanto inconfutabile il continuo assottigliarsi degli organici della questura. Ma la raffica di furti continua a mietere vittime, famiglie derubate di tutti i loro valori, anche affettivi. Ed ora torniamo sul caso della pensionata trevigiana che si è vista l'autodistrutta da un automobilista poi fuggito. La donna sperava di risalire al responsabile attraverso le telecamere di videosorveglianza della zona senza però riuscirci. Stasera la replica del comandante della polizia locale. Quando ci sono delle videocamere che credevo mi tutelassero, invece non funzionano. Io voglio delle risposte. Parlava così ai nostri microfoni Paola Pilan, esprimendo la sua preoccupazione per il funzionamento delle telecamere di videosorveglianza in via General Cantore, dove vive. Le sue perplessità sono nate quando lo scorso 8 ottobre un automobilista, dopo aver sbandato, ha colpito in pieno la sua auto parcheggiata e poi è fuggito. La signora Pilan si era rivolta alla polizia locale sperando di poter risalire al responsabile attraverso le immagini delle telecamere posizionate nella sua via e in viale Vittorio Veneto, ma senza successo. Da qui il dubbio della pensionata che il sistema non funzioni. Adesso però arrivano le rassicurazioni del comandante della polizia locale. Le telecamere funzionano perfettamente e proprio in quell'incrocio verrà installata un'ulteriore telecamera che legge le targhe di giorno e di notte. Capisco la rabbia e l'amarezza di questa signora, aggiunge Andrea Gallo. Il comando ha contattato immediatamente la signora, abbiamo fatto il possibile per riuscire a reperire la targa di questo veicolo. Come è stato possibile allora che le telecamere non abbiano immortalato il responsabile? Presto detto, in quell'incrocio vi è un apparecchio fisso. Purtroppo nell'occasione la macchina ha preso una direzione opposta rispetto alla telecamera che c'era su quel posto. In quel incrocio non ci sono lettori targa, almeno quando è successo l'incidente, però la buona notizia è che da qualche giorno in quell'incrocio abbiamo installato un sistema di lettore targa. Rassicuri i cittadini, conclude Gallo, il sistema di videosorveglianza a Treviso funziona perfettamente. Abbiamo 135 telecamere, tra cui 20 lettori targhe, ci sono 73 domcam, il resto sono telecamere fisse che negli ultimi anni sono centinaia i casi risolti con questo sistema di videosorveglianza, non solo casi relativi a incidenti stradali dove il cosiddetto furbetto dell'incidente se ne va via, ma anche per la polizia giudiziaria. Molti arresti sono stati effettuati grazie anche ai sistemi di telecamere. Paura questa mattina a Mogliano, in via Molino, un'auto per un'errata manovra è scivolata nel fiume Zero. A bordo c'erano 2 persone che sono riuscite a divincolarsi e slacciarsi le cinture, poi sono riuscite ad uscire dalla vettura e raggiungere la riva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno riportato la macchina sulla strada. Ed ora ci fermiamo per un istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in diretta con il TG di Treviso. Treviso vince il bando ministeriale di inclusione sociale rivolto a ragazzi con disabilità medio-bassa, battute città come Milano e Roma. È una grande gioia per noi, oggi è veramente una giornata di festa, per me, il sindaco, per la società Tesserolo, per tutta la giunta,
per tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione, ma soprattutto per tutti i trevigiani e specialmente per i trevigiani che hanno dei ragazzi con qualche problemino in più. Treviso porta a casa il bando ministeriale di inclusione sociale rivolto ai ragazzi con disabilità medio-bassa. Il progetto di Casugana ha battuto quelli presentati da città del calibro di Milano o Roma. Treviso ha vinto per la sua innovazione, avrà circa 1.100.000 euro che potrà spendere anche su strutture fisiche che creeranno dei laboratori per i ragazzi portatori d'handicap per inserirli in un percorso scolastico universitario come tutti gli altri ragazzi. Il progetto si rivolge ai ragazzi tra i 14 e i 24 anni. In una fascia di età in cui è importante dargli la formazione che poi gli consentirà di fare una vita normalissima come tutti noi e quindi di acquisire i successi e le gioie che abbiamo noi dal percorso scolastico. Con i contributi del bando il Comune di Treviso intende individuare uno stabile del centro storico e realizzarvi una struttura che aiuti i ragazzi con disabilità ad affrontare le problematiche incontrate a scuola o all'università. Le tempistiche sono immediate, abbiamo vinto, quindi abbiamo già firmeremo un accordo per i primi 150.000 euro per la progettazione e poi man mano ci sono vari passi fino all'individuazione di un immobile. Consegnati i lavori di manutenzione straordinaria del muro di cinta dello stadio Tenni, eseguiti dagli studenti della scuola edile di Treviso. Il logo della città di Treviso, realizzato all'interno della sala stampa dello stadio Tenni con una tecnica particolare a calce, è la ciliegina sulla torta dell'intervento che ha visto impegnati alcuni studenti della scuola edile. I ragazzi qui hanno messo in pratica quanto appreso in aula, rimuovendo e rifacendo gli intonaci esterni di parte del muro di cinta del Tenni. Una collaborazione che sposa in pieno lo spirito che ha portato alla nascita del nuovo Treviso Calcio. Treviso siamo noi, quindi questa grande partecipazione di aziende, di cittadini, di imprenditori che hanno voluto dare un piccolo contributo per rimettere in piedi la struttura dello stadio Tenni e anche la squadra da un punto di vista societario. Oggi il ringraziamento va ai ragazzi della scuola edile di Treviso che hanno fatto un lavoro importante. Un ringraziamento ai ragazzi della scuola edile è arrivato anche dal presidente del consorzio Treviso Siamo Noi, Marco Pinzi, e dal presidente di Treviso Academy, Luigi Sandri. Questa è stata un'iniziativa molto fattiva e che ha dato, diciamo così, la tangibilità dell'interdisciplinarietà tra le attività didattiche e il mondo del lavoro. Superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa e accrescere il senso civico degli studenti tra gli obiettivi di questa esperienza. Dà il senso ai ragazzi del rispetto di come era prima, mantenuto prima, ma di come loro lo vogliono e bisogna mantenere queste cose. Ecco, quello che noi teniamo e contiamo come scuola è di dare quel senso ai ragazzi di rispetto dell'opera pubblica. Ed ora siamo alla pagina di Belluno e Provincia. Nella notte un branco di lupi ha attaccato a pochi passi dal centro di Belluno, sbranate 2 pecore. Noi ci siamo abbassati sempre di più e questa ancora un po' arriva in piazza Belluno perché ormai siamo a 150 metri dal Ponte della Vittoria. Il recinto che si trova alla nostra sinistra è il luogo dove è avvenuta la predazione questa notte, 2 pecore di proprietà di Aldino Bianchet che è esasperato. L'eccezionalità dell'evento è data dal fatto che, come potete vedere, il campanile del Duomo di Belluno è proprio alle nostre spalle e siamo a nemmeno 100 metri dalla rotonda che si imbocca per salire alla frazione di Cassion. Praticamente siamo in centro città. L'episodio è accaduto a ridosso della strada che di sera è frequentato dai ragazzi che a piedi raggiungono il centro città. Con le pecore sbranate stanotte, i capi predati di proprietà di Aldino Bianchetti e del figlio Moreno sono 23, 8 gli assalti subiti. Più noi ci proteggiamo e più ci spostiamo, più loro comunque un po' alla volta arrivano. Il problema non è colpa del lupo, perché il lupo fa la sua parte, è che non doveva arrivare perché non dovevano lasciarlo riprodurre e svilupparsi così rapidamente sul territorio. Noi abbandoneremo tutto perché così non lo possiamo fare. È necessario riportare il fenomeno all'interno di un quadro scientifico per poterlo gestire nella maniera migliore possibile, dice il consigliere provinciale delegato Franco De Bon, che annuncia la collaborazione di Palazzo Piloni con la Regione Veneto per un'operazione di cattura e radiocollaratura di uno degli esemplari di lupo presenti lungo la dorsale del Visentin. Domani sarò a Roma col Diretti
per chiedere per chi si faccia una riflessione e si prenda spunto da quelle che sono le norme europee per applicare anche in Italia il piano di gestione nazionale del lupo. Stop al Parco Selvaggio in centro città e soprattutto in Piazza Duomo. Il Consiglio Comunale di Belluno accoglie la petizione popolare. Maggioranza e opposizione compatti sullo stop al parcheggio selvaggio in centro storico a Belluno. A mettere d'accordo tutti è stata la petizione popolare sottoscritta da 131 cittadini, la prima del genere discussa a Palazzo Rosso dalla revisione dello statuto comunale. È stata Laura Portunato, prima firmataria, a spiegare le ragioni dell'iniziativa. È stata sottoscritta in primis da me e poi da altre 133 persone, gran parte delle quali sono residenti nel comune di Belluno. Quotidianamente, nei giorni feriali, dalle 18 in poi, ma nei giorni festivi tutto il giorno, i vigili della polizia locale non multano chi sosta nella zona ZTL. Durissime le riflessioni dei cittadini, impietoso il loro giudizio di sfiducia nell'amministrazione comunale e nella polizia locale, la cui azione è stata definita inefficace. L'ultimo esempio di inciviltà e menefreghismo il 1° novembre scorso, quando una piazza Duomo stracolma di auto ha costretto allo spostamento della rassegna militare. Chi parcheggia nei posteggi a pagamento rischia la multa e viene multato se sfora di pochi minuti il tempo per cui ha pagato il ticket, mentre contemporaneamente nello stesso momento c'è chi parcheggia impunemente e gratuitamente nei posti dove in realtà ci sono i divieti. Che l'educazione civica non sia patrimonio di tutti l'hanno dimostrato le auto parcheggiate in divieto, contemporaneamente la discussione in sala consigliare. Alla fine tutti d'accordo, salvo un astenuto, sull'ordine del giorno che, accogliendo l'invito dei cittadini, impegna il sindaco a riferire entro fine anno al Consiglio Comunale se il divieto è stato reso effettivo. Per qualcuno un miracolo della stessa maggioranza che indica finalmente al primo cittadino la strada da percorrere. Il Nevegal sbarca in laguna, ma la sua fortuna è direttamente proporzionale alle vicende che stanno contrassegnando la situazione del Colle Bellunese. Il Consiglio regionale ha infatti bocciato l'ordine del giorno sul rilancio del Nevegal presentato dai consiglieri del PD. Regione miope, tuona il consigliere Bruno Pigozzo. Volevamo indicare una via percorribile per raggiungere l'obiettivo di ottenere finanziamenti strutturali. Chiedevamo di predisporre, prosegue Pigozzo, un progetto strategico turistico di interesse regionale da attuarsi mediante accordo di programma tra regioni, istituzioni locali, gestori degli impianti di risalita e operatori turistici e sportivi. Ora l'auspicio è che il rifiuto della maggioranza non comprometta le possibilità di collaborazione tra regione, comuni e gestori per un futuro vero rilancio dell'area del Nevegal. E questo è davvero tutto da Treviso, vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Tempo inizialmente buono, poi un nuovo impulso atlantico porterà ancora maltempo sul finire della giornata di giovedì 7 novembre. Vediamo la situazione dunque nel dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto con nebbie e nubi basse sulle zone di pianura. Non mancherà anche qualche spazio soleggiato nel pomeriggio, ma in serata e soprattutto durante la notte tra giovedì e venerdì peggiorerà con piogge localmente anche forti. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 12 e i 14 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con maggiore presenza di sole in giornata. In nottata anche qui però arriveranno le prime precipitazioni. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime tra 14 e 15 gradi. Poche novità anche sul Trentino Alto Adige, qualche foschia o nebbia sui settori meridionali, sarà più soleggiato altrove. Anche qui peggiorerà durante la notte. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, valori massimi intorno agli 11 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus.
Bonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.